Buona domenica, siamo sempre noi dei Rami dell'Ulivo. Apriamo anche oggi una puntata dove trascorreremo insieme a voi del tempo dopo aver letto un brano dalla parola del Signore per meditarlo insieme. Come sempre vi ricordiamo il nostro indirizzo. I Rami dell'Ulivo trasmettono da via Castelfranco Veneto 85 barra 2 Pordenone e per la precisione dalla Chiesa di Fede Adi, Faith Assembly of God. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. La nostra funzione domenicale si svolge dalle ore 9 alle ore 11 e quindi vi aspettiamo numerosi per poter veramente godere della presenza del nostro Signore tutti insieme. Anche oggi abbiamo preparato, come dicevo, una lettura e poi la mediteremo insieme. La lettura di oggi è tratta dal libro di Primo Corinzi e per la precisione dal capitolo 13. Andiamo subito a leggere dal verso 1 al verso 13. Dobbiamo dirlo, oggi una lettura un po' lunga ma veramente speciale, ricca di contenuto e ci darà molto da meditare, da osservare in maniera introspettiva noi stessi. Allora, come dicevo, andiamo a leggere insieme. Primo Corinzi, capitolo 13, che dice: Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. 2. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Verso 3. E se spandessi tutte le mie facoltà, anzi, perdonatemi, e se spandessi tutte le mie facoltà, spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri ed essi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. 4. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia. 5. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male. 6. Non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. 7. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 8. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. 9. Perché conosciamo in parte e in parte profetizziamo. 10. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. 11. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. 12. Ora infatti vediamo per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, ora conosciamo in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. 13. Or dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore.
questa lettura un po' lunga, come vi avevo detto, ma veramente, diciamo in una parola un po' così grezza, molto succosa. E questa lettura, questa meditazione, oggi è stata scelta come facciamo sempre, ve l'abbiamo spiegato, no? Noi dei rami dell'ulivo ci riuniamo e a turno ognuno di noi, io, Cristina, Brian e Tiziana, scegliamo un brano da meditare. Ecco, questo brano sull'amore, un amore veramente che non è un amore umano, no? Come abbiamo letto, è stato scelto dal nostro Brian. Quindi, Brian, a te la parola. Grazie sorella Cristina per la parola. Come abbiamo potuto già intendere, oggi parleremo dell'amore. L'amore ha svariati tipi, ci sono svariati tipi di amore e oggi parleremo principalmente dell'amore agape, ossia dell'amore incondizionato, dell'amore di Dio. Però ci sono altri tipi di amore, come l'amore filia, che è l'amore fra amici, o l'amore storge, che è l'amore fra familiari. E infine abbiamo l'amore anche eros, che è l'amore passionale, l'innamoramento. Ma oggi, come vi ho detto, ci concentreremo sull'amore agape. L'amore agape è ben illustrato come si manifesti in versetto dal 4 al 7, che non rileggeremo per via del tempo. Ma da lì possiamo comprendere come l'amore non sia solamente un sentimento, ma sia un impegno attivo, sia un impegno ad agire. Infatti dice che l'amore deve essere paziente, che è benevolo, che non addebita il male. E tutto questo ci fa comprendere anche l'amore che Dio ha manifestato in Cristo per noi. È stato un amore incondizionato, quello che di mandare l'unico figlio che Dio avesse sulla terra qui, farlo vivere e poi che Gesù stesso ascoltasse la volontà del Padre e morisse per noi. Questo veramente è un amore irraggiungibile. Ma noi, come cristiani, dobbiamo tendere ed imitare il nostro Salvatore Gesù Cristo con l'aiuto dello Spirito Santo che è in noi. È veramente, come si può dire, è veramente toccante il gesto di Gesù, il gesto di Dio, perché prima che fossimo amici suoi, lui aveva già deciso di sacrificarsi. Quindi era anche veramente incondizionato, perché non è che eravamo amici di Dio, anzi la Bibbia stessa dice che noi eravamo nemici di Dio, figli d'ira, ma lui, nonostante tutto, ha deciso, quindi impegno attivo, di sacrificarsi. Quindi oggi vorrei farvi riflettere su questo e poi passerò la parola a Cristina. Veramente l'uomo deve essere saldo nelle avversità e deve essere saldo anche quando le cose vanno bene, perché c'è in Proverbi un passo della Bibbia sempre che dice un uomo che dice al Signore e gli dice: Signore, non darmi troppo affinché io ti abbandoni e non darmi troppo poco affinché io non profani e non vada a rubare. E questa è una preghiera che io sento molto che dovremmo fare in questo momento.
Magari Cristina, se tu poi vuoi innalzare questa preghiera, ma dobbiamo stare attenti a non credere che noi siamo le nostre emozioni o che noi siamo il nostro impulso o che bisogna essere impulsivi. No, assolutamente no. Bisogna essere riflessivi, bisogna ponderare le proprie scelte e non per questo vuol dire che siamo ipocriti, perché, e questo va un po' fuori tema, ma mi piacerebbe anche parlarvi di questa, diciamo, si può chiamare idea, si può chiamare ragionamento, si può chiamare un po' un sussurro che ho avuto ieri, mentre proprio cercavo di stendere anche l'episodio della radio, come veramente dobbiamo agire con amore e senza paura, perché anche qua la Bibbia dice in un punto che chi agisce con paura non è perfetto nell'amore. Quindi vi ringrazio dell'ascolto intanto, spero di avervi fornito alcuni strumenti o comunque aver ampliato la vostra conoscenza. Io sicuramente l'ho ampliata a me stesso e come dice spesso la sorella Cristina, Cristina ti cito tanto oggi, la radio serve prima di tutto a noi stessi e veramente vi dico, quando mi trovo davanti al versetto che non so cosa dire, cosa spiegare, prego sempre lo Spirito Santo, cerco comunione con Dio e Lui arriva sempre come in questo caso anche. Ma è sempre così. Quindi vi chiedo, se avete la possibilità, se vi nasce dal cuore, con amore appunto, come stiamo dicendo in questa puntata, prendetevi l'impegno attivo anche di diffonderla, perché veramente, veramente, ma veramente la parola di Dio è l'unica salvezza per l'essere umano. È l'unica salvezza per l'essere umano. Bene, io con questo concludo la mia meditazione, vi ringrazio dell'ascolto e passo a te, cara sorella Cristina, le ultime parole. Grazie. Bene, Brian, tu hai così squisitamente parlato dell'amore, no? Dei diversi tipi di amore e soprattutto ci hai ricordato che la massima manifestazione dell'amore ce l'ha avuta il Signore quando ha mandato il suo figliolo Gesù a morire per noi. Io vorrei fare un passettino indietro, vorrei tornare un po', sapete, sai Bria, sapete ascoltatori, a me piace un po', lo dico sempre, vedere un po' il contesto, no? L'autore e il contesto della lettura. Allora, questa lettura, lo sappiamo, fu scritta da Paolo ai Corinzi. E perché fu scritta da Paolo ai Corinzi? Fu scritta per dissipare alcuni dubbi e per in qualche modo anche correggere alcune situazioni della Chiesa di Corinto. Ecco, proprio vorrei arrivare proprio qui, perché in questo verso, in questi versi che analizziamo oggi, che meditiamo oggi, si contrappone il dono dell'amore a altri doni e Paolo in diversi versi dice, ci fa capire, scrive ai Corinzi il dono dell'amore, l'amore deve stare al primo posto perché noi possiamo avere
la profezia, possiamo avere i miracoli, possiamo anche fare un sacrificio, sacrificando totalmente la nostra vita per il Signore, ma se dentro di noi non c'è amore, tutte queste cose non valgono a nulla. E perché scrive queste cose? Perché evidentemente in questo momento nella chiesa di Corinzio forse, dico forse, c'era questo atteggiamento, no? Di dare tanta importanza a certi doni spirituali, a certi comportamenti, lasciando indietro l'amore. Ecco, qui Paolo rammenta ai Corinzi e quindi anche a noi, perché come dicevi tu, Brian, quelli che meditano la lettura sono i primi a ricevere la parola e anche voi, cari ascoltatori, in questo momento state ricevendo questa parola in cui Paolo ci ricorda, sì, sono importanti le profezie, sì, è importante il dare tutto se stessa al Signore, sì, sono importanti tanti miracoli, tanti altri doni, ma l'amore deve venire prima di ogni cosa. Senza l'amore tutto il resto non vale niente. E quindi, come sempre, io guardo un po' in introspettiva, no? Quello che vengo a meditare e mi domando, Cristina, c'è veramente questo dono in te? C'è questo amore di cui ci hai parlato tu, Brian, che è proprio ben spiegato, ben analizzato, ben scandagliato in questi versi. C'è questo amore in me? Del resto, il Signore Gesù disse: ama il tuo prossimo come te stesso. E questo è il comandamento che racchiude tutta la volontà del Signore. E qui proprio si torna all'amore. Quindi, cari ascoltatori, caro Brian, cara Tiziana, penso che veramente dobbiamo guardarci dentro e chiederci, abbiamo questo amore che sorpassa ogni cosa, noi che abbiamo conosciuto l'amore, che conosciamo l'amore, che siamo in contatto con il Signore grazie alla manifestazione del suo amore. Siamo capaci di dare amore, c'è dentro di noi questo amore del Signore verso gli altri, perché non stiamo parlando di un amore carnale, ma stiamo parlando di un amore che è l'amore del Signore, che il Signore ci invita ad avere verso gli altri. E allora, meditando questo, lascio questa domanda un po' in sospeso per ognuno di noi e penso, io almeno mi sento di farlo e di essere mancante in questo e quindi sento di dover pregare affinché questo amore che può venire solo dall'alto, solo se noi abbiamo un contatto col Signore, solo se noi siamo in comunione col Signore, perché solo Lui può trasmetterci questo amore, solo Lui, purificando il nostro cuore e la nostra mente, può darci questo amore che poi noi possiamo espandere agli altri. Proprio vi dicevo,
mi sento di mettere in preghiera assieme a quello che hai detto tu, caro Brian, quello di rimanere, no, saldi nel Signore proprio perché il Signore ci ha amato ancora quando eravamo lontani, no? E non dimentichiamoci di questo amore sia quando stiamo bene sia quando non stiamo bene. Quindi, come dicevi tu, voglio cogliere, cari ascoltatori, proprio questa tua incitazione, questa tua proposta, Brian, di pregare proprio affinché, cari ascoltatori, io in primis, tu, Brian, Tiziana, che siamo qua, possiamo veramente non dimenticarci di questo amore, essere saldi verso l'amore per il Signore e ancor di più preghiamo affinché questo amore del Signore cresca veramente in noi, perché in noi ci sia questo amore, che il Signore ci aiuti veramente a stare in comunione con Lui, a vivere secondo la sua volontà e proprio a trasmettere questo amore che Lui ha dato prima a noi, ma che vuole espandere a tutti. E quindi, cari ascoltatori, con il vostro permesso, no, Brian, uniamoci in preghiera per questi, con questo intento. Sì, Signore, siamo qua davanti a te, Signore, perché almeno parlo per me, Padre, ci sentiamo mancanti, mi sento mancante in questo senso, Signore. Tu mi hai amato tanto, tu ci hai amato tanto, Signore, ma veramente noi amiamo gli altri, abbiamo questo amore per il mondo, abbiamo questo amore per i perduti, abbiamo questo amore anche per coloro che magari non ci piacciono, ma che tu ami, Signore, perché tu sei morto per tutti e tu ci dici che dobbiamo amare, perché possiamo fare qualunque cosa, ma se non c'è amore dentro di noi, tutto il resto delle nostre azioni non vale niente. Ecco, Signore, ti chiedo per me, ti chiedo per Tiziana, per Brian, per i nostri ascoltatori, aiutaci, Signore, aiutaci a stare alla tua presenza, aiutaci a essere costanti nella preghiera, nella lettura, Signore, affinché lo Spirito Santo possa crescere in noi e in noi possa manifestarsi questo dono d'amore, Signore. E come diceva Brian, Signore, che possiamo essere saldi in ogni situazione, sia nel bene che nel male, Signore, perché, Signore, come proprio ha detto Lui, Signore, voglio ripetere questa sua frase, in questo mondo non c'è salvezza senza di te. In qualunque situazione l'unica risposta sei tu, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore, del tuo amore e grazie per averci ascoltato. Nel nome di Gesù ho pregato. Bene, cari ascoltatori, come sempre la nostra puntata è giunta quasi al termine e voglio dirlo, voglio ricordarlo ancora, come hai detto tu, Brian, questo amore è per tutti, quindi noi l'abbiamo conosciuto, ma tu, caro ascoltatore, se ancora non hai conosciuto l'amore di Gesù, noi ti esortiamo ad avvicinarti a Lui affinché tu possa veramente conoscere questo vero amore. E in conclusione di puntata, come sempre, vi lasciamo i nostri recapiti telefonici. Anche oggi sono in sovrimpressione, ma noi
piace anche leggerli. Allora, il primo recapito si riferisce al nostro pastore, che è 389 68 1 2 9 2 2, e il secondo numero si riferisce alla linea di preghiera, alla quale voi potrete rivolgervi lasciando un messaggino e lasciando la vostra richiesta. Il numero è 340 74 35 008. Ecco, carissimi, Brian, Tiziana, come sempre, come hai detto tu, Brian, la parola veramente ti arricchisce, ti riempie, ti fa riflettere, e come dicevi tu, Brian, speriamo di aver dato un punto di riflessione anche a voi, cari ascoltatori, e quindi vi salutiamo nell'amore del Signore e vi aspettiamo domenica prossima per una nuova puntata dei Rami dell'Ulivo. Shalom.